Per quanto riguarda arancino, la questione è semplice. Io ho raggiunto il massimo della notorietà quando, che dice? Ho raggiunto il massimo della notorietà nel mondo, nella società civile, quando una giovane giornalista di una testata molto secondaria venne a intervistarmi su Arancino Arancina, credo 2 o 3 anni fa, e comparve qualche cosa che io non ho mai visto, comunque mi è stato detto. La gente quando perché visero anche una mia fotografia, vero? Pure lei no. E allora la gente mi incontrava dappertutto. Ah, lei è quello dell'arancina! Perché io dissi alcune stupidaggini così, preso alla sprovvista su Arancino Arancina. Da questa cosa sono nate discussioni interminabili e devo dire un po' stucchevoli. Perché se ne è occupata pure addirittura, mi pare, l'Accademia della Crusca, di cui peraltro sono pure io l'esponente, ma dirò ai miei colleghi dell'Accademia della Crusca di lasciare per questo. Comunque Arancino Arancina è molto semplice. Nel palermitano si è imposta la forma rifatta sul termine femminile, da arancia al femminile, come normalmente si dice anche nel dialetto una menarancia, mentre nella parte orientale è rimasta più ancorata alla forma maschile, che è più antica di quella femminile, perché la forma arancia del dialetto è un po' italianeggiante, e quindi arancio, una menarancio, intendendo il frutto dell'albero dell'arancio. E lì quindi ovviamente l'arancina è stata coniata sul termine dialettale corrispondente, che è maschile. Quindi arancino, laddove il frutto viene reso al maschile; arancina nel palermitano, laddove il frutto viene reso al femminile.